Robbo non c'è, anzi facciamo un messaggio, come dire, un messaggio, dobbiamo, eccoli qua Roberto, poi vieni qui al bancone, passa dopo che ti dobbiamo dare una cosa. Ci teneva anche Bianco ad averti qui proprio in prima fila. Allora, signore e signori, facciamogli un grande applauso perché stiamo per cominciare lo streaming, sta per uscire con un nuovo album, è il quarto e se lo ricordano anche quelli come me perché si chiama 4, questo uscirà il 19, è già uscito il singolo, c'è anche la tournée, non abbiamo detto che partirà una lunga, diciamo e ricca tournée che questa qui insomma che farai nei club da Metà febbraio. grazie, da metà Sì, febbraio. metà febbraio, il 9 marzo all'Hiroshima. Ah, il 9 Sì, marzo sì. all'Hiroshima, il giorno dopo la festa delle donne, lo dico perché così Bravo, è uno vero. se lo può ricordare. Ecco, ci sono tutte queste cose che stai per fare, che stanno per uscire e tu però questa sera qui al salotto, in maniera così anche un po' eccentrica, ci presenti invece una cover di Sì, una cover. Beh, puoi alzare un po' la voce? Sì, te l'alzo subito. Una cover di un mio amico napoletano che si chiama Newt, un cantautore meraviglioso che mi farebbe molto piacere venisse tra l'altro qui ospite al Salotto di Mao. Volentieri, certo. Intanto io vi suono una sua canzone. Questo mese è il mese sono in botta di Newt. Di Newt. Lo conoscete? Lo conoscete? No, io no. Nessuno conosce Newt, è impossibile. Chi ha detto Non sì? facciamo una figuraccia, qualcuno quello deve Ovviamente conoscere. Adri conosce tutti, quindi non fa testo. Vabbè, comunque, Dobbiamo proprio portarlo al salotto allora questo. sarebbe molto bello. E tu cominci a portare diciamo la sua musica qui con questo brano che Vabbè, cioè, io provo a suonare una sua canzone, in realtà cioè, sappiamo tutti i musicisti napoletani quindi sono, certo. esatto, sono molto più seri di noi, però questa canzone è la più facile sua, una canzone che secondo me fa molto riflettere, almeno. Ho capito. Ma m'ha fatto molto ti ha fatto riflettere. riflettere, è chiaro che ti è piaciuta, che se ce la rifai. Infatti. Ecco, e da che cosa parte questa riflessione? Cioè, qual è il titolo? Credevo male. Credevi male? Cioè, No, credevo male, non tu. no, La canzone, la scusami, canzone, Mao. Credevo male. E Newt, questa volta reinterpretato da Bianco qui al Salotto. Credevo che ogni scontro servisse solo a farci migliorare, ma credevo male. Credevo che cadere mi avrebbe fatto poi rialzare uguale, ma credevo male. Notte, dimmi se sai se avrò il mio tempo, se c'è un turno aspetterò, lo sai. Credevo che l'amore facesse solo stare bene, ma credevo male. Credevo che da grande avrei potuto anche ingoiare il mare, ma credevo male. Notte, dimmi se sai se avrò il mio tempo, se c'è un turno aspetterò,
Grazie. Newt, Claudio Newt. Bianco, bellissimo, siamo contentissimi di averti sentito in questa versione, diciamo, inusuale, con la chitarra, diciamo, classica, anni 20. Grazie veramente per esserci, no, anni 20 veramente, poi adesso dopo ve lo raccontiamo con calma lungo la serata. Grazie per esserci venuto a trovare e speriamo di ritrovarti quando uscirà l'album. Chiaramente un grosso in bocca al lupo e speriamo che questo, insomma, ti dia ancora un po' di, come dire, tanta merda. Va bene, grazie. Grazie Bianco. Allora adesso tra poco ci sarà